Oggi è il 14 luglio 2018, sono giunto al lago Morto a 280 metri e il programma di oggi è Fadalto, Nevegal, Valmorel, Malgavan, Casere Frescon e poi scavalcamento giù, raggiungo la strada del Pian delle Femmine e dopo vado a casa. Eccomi giunto alla sella del Fadalto, 489 metri. E questo è il lago di Santa Croce, sempre in provincia di Belluno. Lascia la strada statale 51 e si sale alla frazione di Cornolane. Bella stradina tranquilla, fuori dal traffico. Eccola qua. Questo è il piazzale del Nevegal, 1050 metri. Quindi poi c'è un po' di discesa, ho fatto più di 1100 metri di dislivello e ho ancora 9 tacche. Da qui si può salire con l'ausilio della seggiovia che trasporta anche le biciclette, poi si può fare la discesa su un percorso riservato. Comunque dal Nevegal sono ridisceso un 100 metri e poi prendo questa deviazione che attraversando diverse località arriverà a Valmorel. Comunque, parlando di dislivelli, 1100 rotti metri con una tacca significa tanto e anche no. Infatti quello che è importante è sì il dislivello totale, ma è anche la pendenza delle salite. Se per ipotesi io oggi il Fadalto l'ho fatto senza l'ausilio del motore e sono circa 400 metri di dislivello da casa mia. Se però lo stesso dislivello lo fate con ha una pendenza media secondo me del 5-6%, non di più. Se però fate lo stesso dislivello ma con una pendenza doppia del 12-13%, probabilmente fate fuori un paio di tacche, nonostante che naturalmente la distanza si accorci. Dopo un po' la strada diventa sterrata, un bello sterrato ben battuto, puoi fare anche con la bici da corsa. Questo è il centrino di Ronce. Scendiamo quest'acqua. Mamma mia ragazzi, è ghiacciata, buona, bella. Dal Nevegal si continua a scendere fino alla borgata giù in fondo e poi si risale verso Valmorel. Quindi si scende di circa 500 metri dal Nevegal. Bei orticelli.
fontanella. Da 6 e ricomincia la salita. Sempre salendo da Tassei verso Valmorel. Che bella arietta, bella fresca. In arrivo a Valmorel, 780-790 metri. Guarda che bella festa che è qua. Guarda che spettacolo, mi sono qui a mangiare e bere. Bever sì, acqua. Acqua sì. Guarda che robe. Guarda che vita chi fa qua a Valmorel, guarda. Guarda che centrino. Comunque prendo la strada per il Melere, Sant'Antonio del Tortale, ma subito dopo girerò. Dopo circa un 100 metri dal centro di Valmorel si gira a sinistra per Malga Van e Malga Pianezze. Guarda che bella sta stradetta, guarda che lo vede, casette, guarda che spettacolo. Le legnete, questo inverno, pochette però. Guarda che bell'orto. Una vita ragazzi che c'è stato a Dio. Vedo, questa qua è la vecchia, vedo, costruita. Vedo col pometo. Guarda che roba, delle strade, guarda che roba. Che boschi. Ecco qua, giro a destra. Una volta che altra però vuoi farla a sinistra. Anzi, adesso guardo sulla cartina dove si va esattamente. Malga Van a destra. Vedo. Sto qua sono fra qualche anno. Guarda con l'umin, vedi, in mezzo ai boschi, bello. Bello. Sto qua invece del Matteo, vedo. Fa non tanti anni, Guarda che robida. Bello, guarda che espressione. Eccomi giunto alla Malga Van. Dopo io devo salire per quella strada. Malga Van. Al bivio sono tornato indietro e salgo per questa strada che mi porterà allo scavalcamento su alle caserme a Frescone, con una bella vista della Malga che tra l'altro è aperta. Una volta verrò a prendere un po' di formaggio, assaggi. C'era scritto che fra non molto ci sarebbe disponibile il formaggio di capra. È una bella pendenza, ragazzi. E la strada del canale di Limana.
quella laggiù è Malga Montegal, che oggi però eviterò. Sto arrivando al bivio che porta a destra alla Malga Montegal, di qua, e invece di qua si sale alle Caserre Frescon. E qui mi trovo a 1050 metri circa e dovrò salire di un centinaio di metri, poi appunto c'è lo scavalcamento e si scende sulla strada del Pian delle Femmine. Ecco che sto arrivando fra non molto alle Caserre Frescon. Eccomi allo scavalcamento, l'ultima salita della giornata. Sì, poi c'è qualche salitina a Vittorio. Qui sono appunto in località Caserre Frescon. Io scenderò per questa strada e mi immetterò nella strada che arriva dal Pian delle Femmine. Il Pian delle Femmine è appena dietro qua, 50 metri più basso di qua. Noi siamo a 1160 metri. Allora, oggi ho fatto 1898 fino a qui, 1898, 1899, 1900 metri di dislivello totale. Sono a 58 più, perso un paio, a 60 km da casa, e vabbè, avrò ancora qualche decina di metri salite e salitine, però poca roba, e quindi sono 1900 metri di dislivello totale, 60 km. E informazione tecnica, ho ancora metà delle tacche perché sono 5 su 10. Da lì dentro mi sono lasciato qua. E arieta però ho caldo. Sta una salitina piuttosto dura. Eccomi alla intersezione della strada del Pian delle Femmine, quasi quasi fa un saltino su, giusto per dire deve essere che sta. Ma sì, via. Ma capitando. Tacche che ne avevamo. Gambe anche. Sì, ne avevamo, però teniamo duro. Eccomi giunto al Pian delle Femmine. Eccolo qua. Qua dovrei essere in provincia di Belluno e superando questo cartello in provincia di Treviso. Ecco che inizio la discesa dal Pian delle Femmine. Anche per oggi il più è fatto. Tra una 20-25 km sarò a casa e un salutone a tutti.